Mamma mia, abbiamo trovato la banda all'ingresso del nostro studio. Ma che è la festa del paese, sì, la banda? Ma che banda? La Una festa, cosa bellissima. non lo so. E qui abbiamo la nostra Desiree, che se non la conoscete ve la presento. Mi conoscono. E lei è anche giornalaia, tra l'altro. Giornalista. Giornalaia, sì. Giornalaia è quello che vende i giornali, ma che c'entra? Saluto la mia camera, che da tanto non lo faccio. Saluto la camera di Desiree. È il rito prima di iniziare, ragazzi. Adesso iniziamo. Apri Cirida, Nica. Adesso c'è la camera. La camera, quella dell'artrosi cervicale, è Dulcis nel fondo. Zio Gianni, come stai, zio Gianni? È sempre la stessa espressione, zio Gianni. Senti, però. sì, perché non c'è più, capito? E ti devo dire una cosa, Come si intitola questo programma? Come si intitola? C'hai chi la vuole cotta. Esatto, e se uno non la vuole cotta, com'è? Al sangue. No, se non la vuole cotta, com'è? Media cottura. Oh, camorria. Se non la vuole cotta. Che cosa? Blu, cottura blu. Che tu conosci la cottura C'è blu? anche quella, cottura blu è poggi girata così, diciamo è proprio crudissima. Ma se invece è proprio che non l'hai detto. Non te la mangi? No, e c'è chi la vuole, l'hai detto. C'è chi la vuole cruda. Brava, c'è chi la vuole cruda. La puntata di oggi sarà su ingredienti crudi. Crudi te? E ti faccio, no, crudi me. Crudi te. Crudi te. Che ridere. Allora, praticamente sai che cosa facciamo? Facciamo un primo. Ce la faccio. Facciamo un primo, sai con che cosa? Come lo con facciamo? Salsa di pomodoro cruda. Come lo vuoi fare? Salsa di pomodoro cruda. E non lo fare allora, se ci devi mettere il pomodoro crudo. No, non lo facciamo. la salsa facciamo. Guarda che cosa ti faccio, guarda. Partiamo con il preparare la salsa. Sì. Una boule, il pomodoro, 3 belli coccetti di pomodoro, così. Poi guarda cosa prendiamo. Il vecchio e caro passapomodoro. Che non si usa più, che prima, ora ci sono i mixer, i Sauer, Malos, Rice, Words, e invece ora si usano queste ora c'è cose. Questo. E noi andiamo a fare una salsa di pomodoro. Sì. Proprio cruda. Ma dice, ma può essere mai? Sì, cruda, e ti faccio vedere come è possibile. Nel frattempo stiamo facendo bollire l'acqua, d'accordo? Così, vedi che l'acqua sta bollendo. Anzi, andiamo a mettere un pochino di sale nell'acqua. Metto così. io? E se vuoi sì, dai, tanto tu sei brava. Così? Sì. Va bene. Allora, quindi... Guarda, stiamo strappando delle abbondanti foglie di basilico qui così, capito? Così. E cominciamo a passare. A girare. Mi tieni la bolla, grazie. Dai. Gioia. Cominciamo a girare e gira, che ti giri. Io devo stare così, ferma, e tutto il gira, tempo? gira. Stiamo creando questa bella salsetta. Ok. Così. E a questo aggiungiamo la mozzarella, sai dove? A pezzi? Così, qua dentro, così. E questo basta. Così, e andiamo a strizzare questa bella mozzarelliata in questo modo, vedi? La passiamo tutta, ci esce il bello latte della mozzarella. Ok, quindi tutto a E crudo dopo praticamente. tutto a crudo. E ti darà un bel sapore che tu manco dici, ma com'è? Dimmelo, ma com'è? Brava, però il bello che le fa le cose che dico io. Però ti devo dire una cosa. Dimmi. Che noi ce l'abbiamo già pronta. Già pronta, non avevo dubbi. Ecco. E allora, questo è pronto, dice, ma il colore è diverso, certo, perché qui l'abbiamo corredato del corredo della corredizzazione. Abbiamo del messo il parmigiano. parmigiano. Bravo. Ma perché? Io uso i termini filosofici e tu Ma me li che rovini. filosofici? E abbiamo aggiunto anche un tantino d'olio. Lo vedi? Comunque tu penserai, ma non è liquida questa cosa? Devo dire di sì, è liquida, che pasta Bene, viene guarda così. che cosa facciamo noi, proprio per evitare questa liquidità. Dai, che metti? Prendiamo questa bolla, così, aggiungiamo qualche cucchiaio di parmigiano, se mi dai un cucchiaio. Qui ce l'hai messo il sale, hai detto, vero? Sì.
così, così e così. Prendiamo un'altra bollina e ci andiamo a mettere un poco di acqua di pasta. La prendiamo con questo, guarda, così. Che abbiamo detto che è già salata, giusto? Sì. Perfetto, ecco qua. Prendiamo questa Ah, fai il parmigiano. e facciamo una cremina. Fai la così. crema ai 4 formaggi. No, solo parmigiano, perché 4 formaggi? Chi La crema di parmigiano. Sai una cosa, vedi che il liquido scola in giù verso Qui. sotto? Non ne Vuoi hai messo vedere che neanche non un scola, po'. vuoi vedere che non scola Lo più? devi buttare così. Dammi un coltello, dammi un coltello. Te ne insegno un altro, guarda. Hai visto che va tutto di fuori? Uguale. Preciso. Cioè in questo caso la devi proprio buttare così. Vuoi vedere com'è? No, perché se noi dobbiamo vedere la consistenza di questa crema che va ad Buttala accompagnare. così, gira tu subito. No, No, è chiaro che no, perché se poi non le sa tanto- queste cose. lo so, meno male che c'è Ida. Me lo spolveri un poco di peppa. Ah, sì. Basta? Guarda che hai fatto. Poi mi dici non voglio pulire, guarda. Vabbè, ma l'acqua. Guarda, questo basta così, mi piace così. Gliela diamo una pulitina qua, mon amore. Giusto. Dai, prendila. Solo per questa volta. È pazzesca questa donna. Per fare prima. È pazzesca questa donna, è incredibile. Ecco fatto. Abbiamo fatto questa nostra crema di parmigiano che andrà. Hai visto? E già stiamo. La cremina è pronta. Allora, Eccola. abbiamo fatto cosa? Abbiamo preso il pomodoro crudo, lo abbiamo passato nel passapomodoro Sì. con il basilico Esatto. e la mozzarella, mozzarella. insieme, così. E abbiamo Bene. ottenuto questo. E abbiamo ottenuto questo bel sugo. Hai messo anche il parmigiano, crudo. giusto? Sì, però lì in polvere, e poi ho fatto la Ok, crema. poi abbiamo fatto la Beh, crema. lo vuoi assaggiare? Mi dici cosa dice al nostro sì, pubblico? va bene. Questo sapore molto strano, fresco, Molto buono. un po' gazpacio, tipo Sì, spagnolo, un po' vero? gazpacio, però Troppo, buono, buono. va bene. Di sale Va bene. com'è di sale? Buono, perfetto. Perfetto, questo l'abbiamo fatto. E ora non ci resta che mettere giù la pasta. Ok. Vieni con me che scendiamo, Dove dobbiamo andare? dobbiamo mettere giù la pasta. Vieni con me che scendiamo, dove andiamo? Dobbiamo mettere giù. Vieni con me che scendiamo e lei dove andiamo? E che mettere giù. Zio Gianni, pensa un po' forte state, dai. Vabbè, ok, dai. Vabbè. Allora, che devi fare? Dai, Allora, facciamo dai. finta di niente. Dai, mettiamo. La reggicucchiaio sono diventate, tienimi questo, non lo puoi poggiare qua? Dato che condiamo tutto a freddo, Sì. capito? Aspettiamo che la pasta si cuoce e andiamo a impiattare. Andiamo a impiattare, Quasi va come bene. un piatto freddo. Ora che la pasta è bella cotta, scoliamo la pasta, l'abbiamo lasciata al dente perché che e se ne dica, Certo, la deve pasta al essere dente ha il suo perché. non esiste. E voilà, guarda che facciamo. A fuochi spenti abbiamo messo la pasta qui. Prendiamo il condimento, così, questo te lo regalo. Mi dai del basilico? Certo, lo rompo? Sì, lo rompolo. Dai, va bene. Senti che profumo? Eh sì. Ancora? Sì. E va bene così. E adesso mi dai E adesso? la mozzarella che è rimasta, Certo. così. La andiamo a spezzare grossolanamente, così. Ricordati che il fuoco è spento, per cui ci ritroveremo questa mozzarella, sai come? Tipo un po' leggermente sciolta, Bravo. giusto? E a questo punto mi dai quella crema di Impiattiamo, parmigiano. dai, No! metti questa, certo. Dobbiamo E che mettere- piatto vuoi per impiattare? Il cappello del Te l'anticipo, prete. te l'anticipo, allora. E voilà.
Eccolo. Avvicinas. 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 Pulies, pulies, aspetta, pulies. Non siamo finiti. Che manca? Questa qua. Diamo un tocchino di questa così. Non più che questa qua. È un po' gourmet questa pasta, no? Un po'. Lo vuoi dare? E poi andiamo a mettere. Un po' gourmet, o no? Hai visto cosa abbiamo fatto con delle semplici crudité? E voilà, la puoi mettere dentro. Direi meraviglioso. A piacere, puoi mettere un filetto d'acciuga come vuoi non mettere. Senti, come lo chiami questo primo? Questo è le fusillas. Le fusillas? Con pomatoros crudos. Ok, va bene, fusilli con pomodoro crudo. Senti, allora, prima della seconda ricetta andiamo in pubblicità. Ma sì, dai, E tu nel non mi dire frattempo mi pubblicità, racconti. tu mi devi dire andiamo. Consigli per i consigli. Brava, questo è il parlare. Che sono sempre Me lo dici top di gamma me i lo dici nostri in greco? consigli. E com'è in greco? Consigliakis, preconsigliakis. Ma che bravo, veramente, ma sei poliglotta? Sì, Bravo. Bravissimo. Desiree, Dimmi, vorrei dire a tutto il nostro pubblico che è numeroso. cos'è, perché un annuncio? Abbiamo superato la soglia degli 85 milioni Ma dove, di 85? spettatori Un po' meno. e secondo me. volevo iniziare questa seconda parte Sì? di crudità, Sì? però non posso non farti un omaggio Dai, cosa? che io desideravo tanto dartela. Ma mi sto emozionando, ragazzi. Ma che Anch'io. cos'è? Non lo sapevo, è una dichiarazione. Che cos'è? Diciamo, e te lo dico, in segno del mio amore Che cosa ti fai? offro questo fiore. Buccia sta mela, Desiree. Ma come buccia sta mela? Scusa. Cioè, ma che io ero tipo pazzo che io e ci va buccia la mela, buccia. Va bene, dai, però non fare così. Poi dopo facciamo i conti, eh. Sì. Hai fatto lo sperto così. Come la devo bucciare? Brava, no, invece è brava, guarda. No, però qua guarda, è È la rotta. bocca quella, la bocca della mela. Sta ammazzando. Nel frattempo, mentre tu sbucci la mela, Sono concentrata, ragazzi, io non si c'ho deve questo rompere la bel pezzo buccia. di salmone, Non vedi? si deve rompere la buccia. E devo togliere la pelle che sta qui. La dobbiamo togliere in this way e tolgo la pelle del salmone. In Italia si chiama salmone, tu sai in Inghilterra come si chiama? Che ne so, salmone Inghilterra, no. No, salmone. Salmone. Senti, come Allora. la vuoi tagliata questa mela? No, ora ci penso io, tu basta che l'hai sbucciata. La posso fare a metà Adesso- almeno? No. Siccome ci sento ancora qualche spina intra carnes, la andiamo a togliere con il nostro attrezzo che serve per togliere le spine. Ah, hai che visto? spina, pazzesco. Sì, perché questi hanno le spine. Però forse tu non lo sai, ma ci sono dei salmoni Che non c'hanno spine? perché sono a batteria. È stupido, Perché ragazzi. sono a batteria. Che devo dire? E andiamo a fare delle Vabbè. fettine di salmone in cotesto modo, guarda così. Che fai, il sashimi La prima, fai? no, la prima la togliamo. Allora, è una crudità, ma è una non crudità. E ora ti faccio vedere perché. Boh, vabbè. Andiamo. O è crudo o è cotto, o non No, è cotto. È Che una vuol via di dire mezzo. una crudità che non è È una crudità? via di mezzo. Ecco qua. Questa qui. Questo è un taglio sashimi, Sì, ragazzi. lo so, giusto? però ci sono un sacco di spinini. Li abbiamo fatti venire fuori, vedi? Vedi? Ecco qua. Mettiamo qua, facciamo un altro taglio così. Qua così.
questo per ora non mi piace, lo metto qua. Vedi come sei perfezionista? Perché quella è più bella la fetta, no? Certo. Ah, infatti. Ti ha battuto questo com'è? Non lo vedi che faccia che ha, meschino? È abbattuto. Io gli do la possibilità di fare queste battute, È capito? abbattuto. Mi fa le battute perché è abbattuto. È abbattuto perché il pesce fresco, Allora, il pesce crudo che si no, mangia crudo, non si deve mangiare, giusto? deve essere abbattuto, è chiaro. Ah. Però questo qui in verità è una non crudité, capito? E mo ti spiego perché. È una non crudité. Io penso che questo ci basti, va bene? Ottimo, Ti piace? guarda, meraviglioso, veramente. Questo qui perfetto, lo togliamo direi. per il momento. Adesso noi andiamo a preparare un composto Sì, che andremo a nappare nappare a caldo il salmone. a capito? caldo, vediamo, Allora, fammi vedere. innanzitutto Dai, tagliamo la mela che tu testè hai, diciamo, sbucciato. Ok, questa la mettiamo qua. Come l'ha sbucciata che è tutta a scotch. perfetto l'ho sbucciato. Guarda che c'è qua, Da guarda che pazzi. giro E che adesso buccia. facciamo questo taglio così, guarda. Sempre slide, giusto? Sì, più o meno. Potevo fare una brunoise e non l'ho Ma la voluta fare. vuoi che la faccio io la No, brunoise? no, non deve essere brunoise. Questo così, così, così. E adesso ti faccio vedere cosa facciamo. Vai, allora. Prendiamo questo burro che è chiarificato noisette. Se ce n'era un in più erano 8. No, se ce n'era uno in più erano a 8. E che dovevo dire? No, no. Dico, ma che battute sono queste? Mamma mia, prendiamo una padella. Prendiamo una padella che invece è da questo lato, scusa. Senti, ma com'è il burro chiarificato? Me lo vuoi ricordare? Allora, ti dico come si fa il burro chiarificato. Dai. Il burro chiarificato si mette in pentolino, Mamma si fa, mia, ragazzi, si perché fa io ho fondere a chiesto. fuoco basso e man mano sale su una schiuma. Questa schiuma è la parte umida, liquida del burro acquosa, che è quello che lo fa bruciare prima. Ma non si può comprare il burro Certo, lo chiarificato? vende tutto cosa a No, cattare. vabbè. Sì. Allora. Poi a questo punto cosa facciamo? Non lo so. Prendiamo un limone, Facciamo lo zest, dammi, lo faccio dobbiamo io. fare lo zest, Ho letto la ricetta, c'è zest oggi ragazzi a tempesta. pensaci tu, dai, facciamo lo zest, io accendo qui, ti faccio vedere cosa andiamo a fare. Pazzesco, Innanzitutto ragazzi. andiamo a mettere un po' di sale sul salmone. Cioè, ma le mie conoscenze sulla cucina, come sono diventate? Non dici niente? No, questo però più che zest, questo è il muro di Berlino. Che vuol dire? Grosso. Perché più piccolo di così non si può No, fare. no, come vabbè. L'ho messo in due, per questo Va ti bene, sembra hai fatto grosso. bene. Sono 2 zest. E allora, metto la padellina, prendo un cucchiaio, così, Mamma mia, ragazzi, quello zest. e vado a mettere un po' del burro chiarificato, così. 8. Ah, ok. Bene. Ecco qua, Che zest, abbiamo mamma messo mia. il burro chiarificato così. Che faccio? Lo butto là? Aspetta, No. aspetta un attimo, questo lo poggiamo qua. Facciamo sì che il burro parta Parta. e andiamo a mettere questo zest. Lo zest qua, nel così. burro noisette. Brava. Che poesia, ragazzi. Che ricetta. Vedi che reazione che sto facendo? A questo punto andiamo a mettere le mele. A slide. È tutta, Slide. capito? C'è una ricetta forbita proprio a livello... Ecco qua. Ecco qua, facciamo. Adesso ci starebbe una Maillard, non so. No, in questo caso no. No. In questo caso no. No, vabbè. Lo sto dando. Ora ci sarà questo contrasto limone, mela, burro,
e ti sembrerà strano. Perché Andremo poi a lo mettere, zesta, ragazzi, cioè ti sistema i piatti, andremo a ti dà mettere un poco di zucchero. zucchero, quindi un dolce Yes. praticamente. Qua c'è lo zucchero, guarda. Ok, Te lo preparo. ma non molto, così. Un po'. Andiamo a caramellare. Dopodiché ci Dopodiché- trasferiamo nel frigos e prendiamo un vinello zibibbo Ah, lo siciliano. zibibbo, mamma mia, niente, pazzesco. Così. Alziamo la fiamma. C'è bisogno. No? No. Un altro zest lo fareste? Io? Io lo faccio io. Non sarà mai lo stesso. Dammi questo, Questo? questo taglia meglio, esattamente. E andiamo a zestare questo così. Ah, va bene, ti sei preso il coltello diverso, dai. Mettiamo così. Mm. Questa gliela mettiamo così. E abbiamo fatto questa posa di qua. D'accordo? Ci Ricapitoliamo sono. quello che abbiamo fatto. Non ho capito niente. Ricapitoliamo. Allora, ricapitoliamo. Stiamo Abbiamo- facendo un salmone particolare. Non ho capito Che è esattamente. una crudità ma non è una crudità. È una crudità, ma non è una crudità, quindi Non so se hai vedremo. notato come il burro non è preso fumo, fusione, ma Stai rimane facendo praticamente una base che immagino serva per brava, questo. a caldo, la mettiamo a caldo così e poi lo andremo a mangiare. A così. mangiare, sono d'accordo. Va bene? Va bene. Allora, quindi Ok. burro chiarificato, zest, Prendiamo. mela verde messo Sì. e basta, tutto insieme. Zibibbo abbiamo messo. Abbiamo messo lo zibibbo e andiamo ad aumentare un poco la fiamma perché mi serve che mi rimane caldo. Ok, spegniamo. E si cucina un po' secondo te? Un po' così, Così? certo. Sì? Ah, ma che ricetta è questa? Dimmi, l'hai inventata tu? No. Siamo in assoluto silenzio perché ora queste sono ricette Stiamo che creando, francamente, stiamo creando. francamente non so quante le nostre ascoltatrici lo vorranno fare, ma sai, servi un antipastino così non è niente male, sai? Fammi assaggiare a me Aspetta, adesso che le consiglio alle aspetta. telespettatrici. Se ne vale la pena, lo fanno. A te piace il pesce crudo? A me piace il pesce crudo, però se non è buono lo dico, eh. E fai bene. E questo è l'altro piatto, così. E allora, per consistenza andiamo, ora togliamo un po' tutto e passiamo all'assaggio di Andiamo questa con questa cucina prima. stranissima. Stranissima, come Ok. la chiamiamo la puntata di oggi? Togliamo Dimmi. queste cose e si chiama c'è chi la vuole cruda. Ah, c'è chi la vuole cruda, vero? Perché Esatto. ci sono crudité. Dammi, allora cominciamo con la pasta, mi dai un cucchiaio? Dai. Abbiamo detto che è una pasta fredda, si vede anche dalla consistenza. E tu ora, mamma che profumo, senti il profumo? Lo sento. Ti prego, a te l'assaggio. Qui c'è un bel pezzo di mozzarella che io lo prenderei, Dammi a me, va. a te l'assaggio. Prendi anche la pasta Vedere. e dimmi in verità. 3 ore di mescolata. Anziché le soliti piatti pasta all'insalata, pasta alle cose. Come lo trovi? Le sans faucine de ton sumo le gâteau, c'est toi. Sento proprio la primavera. Eh? La primavera. Vigni la primavera, li vengono le giorni. Ti canto la canzone della primavera. Dai, Molto fresca e buona. buona. E ora Complimenti. passiamo al piatto che mi dovrai dire è buono, non Ah, è questo è un po' buono. strano, dai. Me lo dovrai dire tu. Se ti piace la crudité, Voglio questo pezzo. questo qua. Oh.
saluto. Ma non me l'aspettavo, Lei sai? continua a mangiare. Guarda, pensavo che qui saresti caduto, te lo giuro. E invece? Invece no. Buono? Ciao, siamo finiti. Cioè, Per oggi siamo buonissimo. finiti. Complimenti, ma chi l'avrebbe mai detto? Il salmone con la mela, con lo zest, con la noix. Guarda, veramente mi stupisci. Abbiamo finito, non parlare più. Busiate al sugo di pomodoro crudo e mozzarella, 400 g di busiate, 1 kg di pomodoro per salsa, 200 g di mozzarella, basilico, olio evo, sale e pepe quanto basta. Salmone, 500 g di salmone fresco, 2 mele verdi, burro chiarificato noisette, un cucchiaino di zucchero, mezzo bicchiere di vino Zibibo.